I nonni tornano sui banchi di scuola per imparare a navigare in internet e i loro insegnanti saranno gli studenti. Nonni sul web è il titolo di un'iniziativa che vede la collaborazione tra gli istituti Stringer di Udine e il Comprensivo di Tavagnacco con la collaborazione del DITEDI, il Distretto delle Tecnologie Digitali, e che prenderà avvio il 30 gennaio prossimo. In primavera, nelle sedi del DITEDI a Tavagnacco, un'analoga iniziativa coinvolgerà oltre agli anziani anche le persone con disabilità. Studenti in cattedra e nonni tra i banchi di scuola. Gli over 65 impareranno dai ragazzi come usare dispositivi tecnologici all'avanguardia come tablet e lavagne interattive per imparare l'ABC del computer. L'iniziativa, che si chiama Nonni sul web, prenderà avvio il 30 gennaio all'Istituto Stringer Settore Commerciale di Udine ed è organizzata dalla stessa scuola, dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, con la collaborazione del DITEDI, Distretto delle Tecnologie Digitali. Perché ai nonni? Perché agli over 60? Perché in qualche modo sono quelli abituati più ad un cartaceo, a un mondo diverso rispetto a loro, quindi c'è un incontro fra persone di generazioni diverse. L'idea è proprio quella di dare delle competenze alle persone di una certa età, che però vogliono essere attive, non vogliono doversi affidare ad altri, affinché possano fare autonomamente le loro procedure, anche viaggiare su internet, fare delle fotografie e tutto quello che si può fare oggi con questi strumenti. La stessa cosa che vogliamo fare in rete è legata al discorso della media, dare un supporto sia alle persone di una certa età, ma ancora un altro passo in più anche a chi ha disabilità e che è una fascia di età per cui non ha avuto la fortuna, la possibilità che hanno invece i ragazzi di oggi di avere delle competenze specifiche. Noi abbiamo questi due grandi obiettivi che stiamo portando avanti: uno è il network tra le aziende, l'altro è quello di aumentare il livello di conoscenza e di cultura informatica sul territorio, conoscere proprio il modo in cui oggi il cittadino può interagire con la pubblica amministrazione in maniera molto più semplice e molto più facile. Negli uffici del distretto, quindi a Tavagnacco, diciamo nel nostro ufficio che noi chiamiamo Knowledge Center, quindi centro della conoscenza, dove abbiamo già attivato un percorso rivolto ai bambini delle scuole elementari che si chiama Scoperta del Territorio, dove più di 200 bambini hanno potuto frequentare diciamo, lezioni tecnologiche e potersi confrontare con nuovi dispositivi che sono tablet, che sono lavagne interattive, schermi touchscreen. E adesso la stessa cosa la portiamo anche agli over 65 e anche a persone che abbiano disabilità, appunto per cercare di favorire il loro accesso alle informazioni tramite web.